Pordenone tra i primi comuni in Italia ad attivare online il proprio archivio storico, oltre 30.000 le voci consultabili. Tino Zava. Il crescente interesse per la storia locale, unito alla necessità per molti discendenti di italiani di risalire al proprio ceppo per ottenere la cittadinanza, ha fatto sì che l'archivio storico pordenonese da servizio occasionale diventasse servizio a tempo pieno. Già nel 2004 era stata creata una sala studio annessa alla struttura di Via Piave, dove studiosi e appassionati hanno avuto accesso a questo autentico patrimonio che va dal 1860 fino a 40 anni fa. La documentazione precedente, e si risale fino al 1300, è custodita tra Archivio di Stato e Biblioteca. Consultabili documenti legati all'intera corrispondenza inviata e ricevuta dal Comune in tutto questo tempo. L'inventario è consultabile dalla pagina web dell'archivio storico. Primi a muoversi in questa direzione alcuni comuni di Umbria e Lombardia, che offrono tuttavia una panoramica molto stringata sul materiale conservato. In Europa e America si è ancora a livello di sperimentazione. 31.261 per l'esattezza le voci descrittive di fascicoli, faldoni e registri. Nella realizzazione dell'inventario si è avuto cura di non rendere evidenti dati sensibili contenuti in fascicoli più recenti di 70 anni, tempo limite oltre il quale decade il diritto alla riservatezza. È iniziata